Eccoci tornati in studio di sabato pomeriggio e andiamo subito con la rubrica del cinema curata da Graziano Marraffa, presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano. Buonasera, bentrovati e proseguiamo questa carrellata nella storia del cinema italiano. La scorsa settimana avevamo parlato della Cines, della prima società cinematografica che a ciclo completo produceva e distribuiva film a Roma con gli studios in Via Veio. Tra i primissimi film del cinema sonoro ci sono stati anche dei grandi successi, come per esempio Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini con la famosissima canzone Parlami d'amore Mariù, che fu il film che definitivamente lanciò Vittorio De Sica come protagonista assoluto. La particolarità di questi film, che fu anche ammirata dagli studios di Hollywood, mentre in America, negli Stati Uniti, si girava quasi completamente in studio con degli effetti speciali, con dei trasparenti dietro le spalle per le scene in movimento, in Italia, grazie alle intuizioni di questi grandi autori come appunto Mario Camerini, che era il regista, l'autore di questo film, si iniziava a girare fuori dai teatri di posa. E questo è un film molto particolare dove la produzione era a Roma, però è stato girato interamente a Milano. Ci sono anche delle testimonianze della fiera campionaria dell'epoca, quindi era un cinema molto innovativo, che poi fu da apripista lentamente per quello che il decennio successivo sarà anche il neorealismo. Successivamente un altro film notevole dell'epoca è il primo film diretto da Raffaello Matarazzo, che si intitola Treno Popolare, e anche in questo caso, a parte l'innovazione del racconto, dove per la prima volta c'è un racconto corale di queste persone che durante una domenica svolgono una gita partendo da Roma andando in provincia di Orvieto, e anche in questo caso è un film notevole sia per la struttura della sceneggiatura che per questa novità di cominciare a valorizzare in pieno gli spazi urbani. Più tardi ci sarà una definizione di questo tipo di cinema degli anni 30 italiano, che verrà definito cinema dei telefoni bianchi. Perché? Intanto perché la maggior parte delle vicende erano ambientate anche in altri paesi dell'Europa, non erano ambientate in Italia perché il regime dell'epoca non voleva riferimenti di costume o di critica sociale alla nazione, quindi venivano ambientate queste vicende in Ungheria, in paesi esteri, e perché erano prevalentemente ambientati in salotti borghesi, cercando di ritrarre una società benestante, una borghesia dell'epoca, dove i telefoni con i quali potevano comunicare non erano canonicamente neri, ma appunto avevano questa particolarità di essere bianchi. Tenete conto che era un cinema in bianco e nero, quindi questo gioco fotografico anche dei contrasti, della scenografia, delle scelte che si faceva era molto importante. Quindi venne definito così questo cinema, ed era un cinema che cominciava a guardare anche a se stesso. Infatti uno dei più grandi autori e scrittore che abbiamo avuto in Italia, Mario Soldati, diresse Dora Nelson, che è questo film con Assia Norris, del quale vedete, ecco, questo è un manifesto originale dell'epoca, in realtà è il soggetto di una fotobusta, cioè si realizzavano questi corredi pubblicitari molto particolari dove nella parte sinistra c'era sempre un bozzetto grafico che sintetizzava con dei colori, con dei ritratti pittorici, il tono anche del film, e nella parte destra c'era una foto di scena in bianco e nero che rappresentava le scene più salienti del film. In questo film Assia Norris, che era una diva dell'epoca, spesso in coppia con Vittorio De Sica, interpreta un'attrice che ha delle vicissitudini molto particolari durante la lavorazione di un film.
Questo cinema poi, come dicevo prima, avrà una durata grosso modo di un decennio e poi cederà il passo nella stagione successiva, negli anni 40, a quello che verrà definito neorealismo. Un maestro del cinema italiano, Dino Risi, che molti anni dopo, nel 1975, ha voluto omaggiare questo tipo di cinema intitolando appunto un film Telefoni bianchi, che è una commedia grottesca, carica di ironia, di humor, come appunto Dino Risi era solito impostare i suoi racconti cinematografici, e in questo film, che appunto omaggia, si rifà a questo cinema di diversi decenni prima, c'è un cast stellare. La protagonista è Agostina Belli, che interpreta una giovane cameriera veneta che viene a Roma per intraprendere una carriera che poi si rivelerà fallimentare nel mondo del cinema, e intorno a lei c'è un cast maschile straordinario che va da Vittorio Gassman a Ugo Tognazzi, da Maurizio Arena a Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. Quindi è un punto di congiunzione tra la commedia all'italiana, che diventava negli anni 70 già crepuscolare, non dimenticando appunto le origini di questo cinema. Quindi c'era sempre una interazione metalinguistica tra il racconto cinematografico e la rappresentazione cinematografica stessa. La prossima settimana parleremo del cinema degli anni 40, di altri esordi, di altri autori importanti. Posso intervenire io adesso? Prego. Ti ho lasciato, ti ho guardato incantato per tutto il tempo, perché sei veramente, a parte tutte le persone che mi hanno scritto in questa settimana dicendomi: ma che preciso questo Graziano Marraffa, ma dove l'avete trovato? Ma come, dove l'abbiamo trovato? Lui è all'archivio storico del cinema italiano, hai delle opere con te preziose che ci porterai di volta in volta. Sì, ma infatti anche questi manifesti, alcuni di questi esemplari provengono dall'archivio. Grazie mille, grazie noi ci vediamo con te la settimana prossima, e adesso passiamo alla prossima rubrica, che è quella dell'oroscopo. Andiamo con la sigla. E già durante la sigla non ci siamo trovati, perché con Massimo Bomba, che è uno stilista, è un artista a tutto tondo, uno scrittore, un giornalista, uno studioso dei segni e dei simboli, che è qui vicino a me, già mi ha detto: ma tu che fai? Stai con me o parli? Me ne vado, ti lascio, però sono qui. No, perché... No, ti lascio. Ecco, te ne vai proprio. Me ne vado proprio, vengo solo per la pubblicità quando sarà. Però ti volevo dire che questa settimana ho avuto un sacco di... telefonate? Sì. Da Paolo Fox? No. Hanno detto: è irriverente. Però ci piace. Meno male. Beh, vabbè, già è qualche cosa. Sei pronto? Male. Sì, sono pronto. Devo guardare là, vedi? Allora, puoi guardare là o puoi guardare dove capisci che puoi guardare. Perché tu sei bravo, ti lascio da solo e ci vediamo dopo. C'è già lì l'avvocato che ride, l'avvocato Sotira, che è terribile. Per gustarti i libri, ma arriva dopo. Non mi spoilerare le rubriche. Fai il tuo mestiere. Vuole l'applauso, ha detto, vuole l'applauso di tutti. No. L'oroscopo di Massimo Bomba, con me, ci vediamo dopo. Ok, che poi non è solo un oroscopo, abbiamo detto che è un po' una rubrica, anche perché credo che più interessante dell'oroscopo, addirittura, che comunque faremo, è tutto capire un po' quello che c'è dietro, che credo sia il messaggio più interessante e che veramente potrebbe darci anche una mano in momenti difficili. Comunque, prima facciamo questa carrellata sui 12 segni secondo le previsioni, secondo le ipotesi che noi leggiamo, perché l'astrologia è come dicevamo l'altra volta, un algoritmo, un calcolo statistico di possibilità, di eventualità. Comunque ci sono delle forze in gioco. Analizziamo queste e poi ampliamo il discorso. L'Ariete in questa settimana deve stare un pochino calmo, perché c'è il Sole e Marte di transito in Bilancia, quindi sono opposti e potrebbe così stuzzicare un pochino l'aggressività, possono essere un po' troppo reattivi. Già è un segno abbastanza che deve sempre
dire la sua in tutte le cose e in genere vuole avere ragione come un pochino tutti i segni di fuoco, che sono i segni dell'energia, quindi travolgono, quindi si impongono al mondo. Ecco, noi rispondiamo a delle logiche, questa è un'analisi di forze. Gli elementi sono 4, hanno delle caratteristiche e noi corrispondiamo, se per la nostra personalità, per come siamo fatti, a queste caratteristiche. Quindi l'Ariete, che è fuoco, quindi è tumultuoso, quindi vuole imporsi, quindi vuole travolgere, però c'è il Sole e Marte che stanno transitando nella bilancia, quindi c'è un conflitto, come dice la parola stessa, in opposizione, no? C'è un confronto, potrebbero crearsi delle tensioni e quindi è meglio ragionare bene sulle cose. Sono sempre ben sostenuti da questa Venere in Leone, specialmente i nati della terza decade, perché poi purtroppo non mi stancherò mai di dire che bisogna guardare molto attentamente il proprio oroscopo, perché sono una quantità di elementi infiniti. E l'astrologia forse ci fa capire anche come siamo fatti noi, perché scinde molto bene caratteristiche e parti della nostra vita a secondo del pianeta. In un oroscopo ci sono 10 corpi celesti, 8 pianeti, un satellite e una stella, che simboleggiano cose molto specifiche. Venere, che in Leone simboleggia, tutti lo sapete, l'amore, ma simboleggia anche la salute, anche uno stato di benessere psicofisico, anche una, come dire, un'armonia che si emana, che si espande, che può essere sia dentro di noi che poi la emaniamo anche intorno a noi, e quindi è come se facilitassimo un po' tutto ciò che accade. La terza decade in questo senso è facilitata, ecco, diciamo così. Plutone è quadrato dal Capricorno, ma insomma Plutone è il pianeta più lontano dello zodiaco. Gli antichi avevano organizzato un grafico di interpretazione fino a Saturno, che praticamente erano i pianeti visibili, quegli altri non si vedevano, quindi non li abbiamo scoperti poi nel corso dei secoli. Nel 700 abbiamo scoperto Urano, nell'800 abbiamo scoperto Nettuno e nel 1900 abbiamo scoperto Plutone. E però hanno un peso molto chiaro anche loro, gli astrologi hanno fatto un lavoro di collocazione molto chiaro. Poi il Toro comincia con delle grosse novità, comincia con delle grosse sensazioni, comincia con delle grosse soluzioni, perché già c'è Giove e c'è Urano di passaggio nel segno, ma la Luna si congiungerà prima a Giove e poi a Urano. La Luna congiunta a Giove è molto positiva, porta bene, quindi dovrebbero esserci delle soluzioni di vecchi problemi. Qualcosa al femminile, quindi un'amica, una donna, può portare delle notizie, può portare delle belle novità. Dovrebbe aprirsi una situazione, dovrebbe allentarsi una tensione. Questo possiamo dire per il Toro. Poi c'è sempre Venere quadrata dal Leone, purtroppo, che però per fortuna sta per andare in Vergine, per fortuna per il Toro e per i segni di terra, perché Venere è considerato il pianeta forse più positivo. Quindi i pianeti, cioè i segni che sono affini dello stesso elemento, godono di questo aspetto positivo. I Gemelli stanno un po' uscendo da un periodo piuttosto difficile, perché Saturno si era messo quadrato e creava non pochi problemi. Adesso Saturno praticamente è arrivato al primo grado dei pesci, sta per uscire, rientra in Acquario, i pianeti lenti sono tutti retrogradi. E adesso i Gemelli è favorito da questo transito del Sole e di Marte nella bilancia, perché lo sta rivitalizzando, sta dando energia, sta dando carica. Difatti già i Gemelli non hanno pace e non la danno, non stanno fermi un minuto. E adesso saranno particolarmente stimolati, hanno anche l'energia per farlo. Venere per loro è sempre positiva, perché è ancora nel Leone. Mercurio è nella Vergine, quindi stessero attenti alle multe, alle carte, alla burocrazia, agli intoppi, alla posta che arriva in ritardo. Non tengano le cose in disordine, perché Mercurio rappresenta anche gli affari, le carte, lo scritto, la mente. Mercurio rappresenta la nostra prontezza mentale, Mercurio rappresenta l'intelligenza, fondamentalmente, la mente. In Vergine brilla molto bene perché è una delle sue sedi, insieme ai Gemelli e allo Scorpione, però sono 3 sedi diverse, quindi 3 tipi di intelligenza molto diversi.
chiarirà molte cose questo Mercurio ai segni di terra, perché adesso si trova nella terza decade della Vergine e sta aiutando i nati nella terza decade. Difatti vedo una Vergine che annuisce. Il Cancro, di cui mi onoro di fare parte, siamo in una fase un po' così, certo i pianeti in bilancia non sono positivi per noi cancri, quindi ci creano nervosismo, ci creano, insomma ci possono far dormire male, perché poi Marte, capirai, già noi siamo un segno difficile con Marte, già Marte nella nostra sede ce l'aveva Caterina de' Medici, tanto per capirci. E quindi insomma è un periodo un po' meno roseo di prima. Comunque spero che adesso che i pianeti si spostano tra la Vergine e lo Scorpione tutto migliori anche per noi del segno del Cancro. Il Leone sta bene, a parte la burocrazia, le carte e i documenti e le promesse non tenute, perché c'è Giove quadrato dal Toro, quindi devono stare più attenti, però soprattutto alle carte e ai documenti, perché l'amore va bene. Molti leoni si sono fidanzati, so che stanno tutti, insomma il sentimento è andato bene, Venere sono 3 mesi che ci sta. La Vergine, nonostante l'opposizione di Saturno che si trova nei Pesci, ma che riguarda i nati i primi 2 giorni, i primi 3 giorni, loro devono stare molto attenti, perché Saturno può anche creare delle problematiche. D'altronde l'astrologia ci dà dei tempi e ci dà delle misure. La Bilancia è la protagonista del momento, perché sta transitando il Sole, c'è anche Marte, Venere in aspetto positivo, quindi chiaramente sono come dire, sul palco con i fari accesi. Lo Scorpione sta migliorando perché ha avuto un periodo molto difficile con tutte queste opposizioni. Comunque chi è nato a cavallo tra la seconda e la terza decade ha sempre questo Urano opposto, quindi è bene che faccia attenzione. Se si sente nervoso e troppo stimolato e magari che non so cosa vuole fare, è bene che aspetti che passi praticamente, perché spesso l'astrologia ci dipinge anche delle cose ipotetiche, dei sentimenti, degli stati d'animo, delle paure. Per fortuna non tutto è reale. Il Sagittario sta bene perché i pianeti in Bilancia sono favorevoli, come la Venere in Leone. È super favorita la terza decade, mentre i nati nei primi 2 gradi del segno anche loro hanno il quadrato di Saturno e quindi possono sicuramente accusare dei ritardi, dei blocchi, delle revisioni, devono rivedere delle cose. Il Capricorno era il super favorito fino a poco tempo fa, ha goduto sicuramente di un periodo eccezionale con Giove nel Toro che lo proteggeva. Ci dovrebbero essere delle belle novità grazie a questa Luna che si congiunge a Giove. Però adesso i pianeti in Bilancia lo bloccano, lo rendono nervoso, quindi lui dovrà diventare più diffidente, che in genere è una sua caratteristica molto specifica. Quindi la usi, perché non tutto sarà così liscio come filava adesso, perché i pianeti in quadratura creano dei blocchi. L'Acquario sta migliorando perché i pianeti in Bilancia lo aiutano, anche se poveretto c'ha sempre Giove quadrato dal Toro e Venere opposta dal Leone, quindi sicuramente gli Acquari hanno avuto un periodo difficile, specialmente per la salute, perché appunto Venere rappresenta la salute. E i Pesci stanno facendo questo ciclo della loro vita, perché è appena entrato Saturno, adesso è tornato indietro ed è a 1 grado, però niente, affrontino quello che gli arriva, perché purtroppo la cosa migliore è bersi la medicina piuttosto che non berla, perché bisogna fare così. L'astrologia ci dà dei suggerimenti, è un codice di consultazione che ci aiuta, perché è un supporto al nostro ragionamento. È stata creata e costituita nei secoli da tutti i popoli, da tutti i nostri predecessori, quindi ce l'hanno lasciata. Quindi nasce in Caldea, da dove veniamo tutti, perché noi siamo tutti figli, come ben sapete, anche se ci sono musulmani ed ebrei, noi siamo tutti figli di Abramo e quindi veniamo tutti da lì, da Ur di Caldea. E i popoli antichi ci hanno tramandato questo studio che è molto più interessante e ricco di quanto noi possiamo pensare, perché c'è anche la statistica. Quindi se nel
nel corso dei secoli hanno raccolto le informazioni e ce le hanno lasciate, un motivo ci sarà. Non è una cosa così da salotto come si vuol far credere. Io infatti sono sempre molto combattivo su questo fatto, perché vorrei far capire quanto c'è dietro, quanto ci può essere di studio e di serietà. E lì vado sempre a fare queste considerazioni storiche e artistiche, ricordando che per esempio nella stessa stanza della segnatura che il Papa Giulio II fece dipingere da Raffaello, la prima vela dipinta dell'affresco rappresentava un oroscopo, l'oroscopo del momento della sua elezione a pontificato, guarda caso. Quindi c'era un messaggio. Gli antichi, i politici, i re, gli imperatori, i papi o i cardinali usavano spesso anche il proprio oroscopo per dare un messaggio, perché in effetti appunto è un linguaggio, è un manifesto politico. Il Papa voleva riformare la Chiesa nel senso di ancora più autorità e prestigio, non nel senso spirituale, che poi invece vedremo appunto che si creerà questa crisi con il protestantesimo, e quindi fa un manifesto in cui spiega che il suo oroscopo è la nascita di una nuova era. Lui si chiamerà Giulio, io non credo in onore al suo predecessore, io credo che lui si chiamerà Giulio perché voleva far capire che era un nuovo Giulio Cesare, era un condottiero, era uno che voleva, come dire, creare un impero, riformare la storia, e lo farà in un certo senso. Farà una cosa che molti considerarono folle, fece abbattere la vecchia Basilica di San Pietro per riedificarla con la sua tomba al centro, proprio quasi coincidente con la tomba di San Pietro. Progetto che poi era talmente faraonico. Lui aveva previsto 40 statue con Michelangelo, ma naturalmente i suoi successori riducono le spese, come spesso si fa anche nei progetti politici, e purtroppo viene relegato a San Pietro in Vincoli con una statua di tutto rispetto del Mosè di Michelangelo. Però lui ne voleva una quarantina e voleva farsi mettere nell'abside di San Pietro. Questo non sarà, ma questo è molto interessante da dire e da considerare, proprio per far capire di quanti messaggi noi possiamo cogliere nello studio dei segni, dei simboli, e l'astrologia è la summa di un codice simbolico che noi possiamo leggere. Anzi, vi dirò una cosa, che secondo me l'oroscopo è proprio la cosa meno interessante dell'astrologia. Io credo che la lettura di un oroscopo, per esempio, io personalmente la uso per capire le persone. Quando conosco una persona, quando devo fare un lavoro, io cerco sempre di capire, di vedere l'oroscopo, perché è una lettura anche di noi, di come siamo fatti, di come siamo strutturati. Ritornando al concetto che tutto si legge la somatica, si legge il nostro volto, quindi si leggono le mani, voi sapete che si leggono le mani, voi sapete che si leggono i piedi, si leggono i nei. Nostradamus lesse i nei dei figli di Caterina de' Medici e predisse la vita e la morte, tutto quanto. La povera Caterina de' Medici, a proposito di simboli, che era del Toro, come la nostra conduttrice, alla nostra Caterina de' Medici fu predetto che sarebbe morta davanti a Saint-Germain, al che lei, superstiziosa, evitava accuratamente, c'è proprio la chiesa davanti al Louvre e poi ce n'è anche un'altra a Parigi, lei evitava accuratamente di andare davanti alla chiesa, di passare con la carrozza. Ahimè, quando poi si ammalò e gli annunciarono che stava arrivando il prete e lei chiese chi è Padre Saint-Germain. A quel punto presumo che fece le corna, fece anche dei brutti gesti, ma capì che era arrivata alla fine perché questo Saint-Germain era arrivato in qualche modo. Quindi noi l'invito a capire, secondo me importante, è che i simboli vanno anche un po' letti con attenzione perché ci possono dare un sacco di informazioni. E a quest'uopo mi ricordo quel simbolo bellissimo nel Macbeth. Io ti vengo a interrompere. Ho parlato troppo? No, sei bravissimo. Sì, questo... Arrivano un sacco di telefonate per dire che sei bravissimo.
No, non hai parlato troppo, il tuo spazio è arrivato, cioè anche dopo la pubblicità, ma hai detto Toro, hai detto Caterina De Medici, mi hai nominato e io eccomi qua. No, ma tu non sei Caterina De Medici, No, hai cioè... un certo potere politico, devo dire, perché hai una bella tempra. Guarda, io non ho potere nemmeno a casa con i miei figli, sono due, figurati. Se tu non avevi potere, io non stavo qui perché non mi piacevi. Amore. No, perché chiaramente tu, da bravo segno di terra, sei un'organizzatrice. Esatto. Io se non c'è la terra non lavoro. Quando vedo che c'è qualche segno d'aria un po' pazzerello... Perché ti manca la terra sotto i piedi. Proprio, hai detto bene, sai. Quindi a tutto c'è un perché e tutta una spiegazione. Io non ti voglio interrompere, ma sono venuta perché chiaramente faccio il mio ruolo, qui in questo caso è quello di conduttrice, e quindi quando il tempo sta per scadere perché dobbiamo mandare la pubblicità, la mandiamo, ma un attimo, io voglio ricordare il numero 342 6275 717 con cui si può votare 01 Matteo Sica, 02 Diorà, 03 Chino, 04 Selvaggia. Ci vediamo subito dopo la pubblicità con Massimo Bomba.